Wow, 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 amici del Grande Wrestling, un saluto dal comandante veneziano, ragazzi, quale leggende mi amano. Prima Ric Flair, adesso Shawn Michaels. Praticamente adesso vuole fare un sondaggio per capire se vuole essere lui l'arbitro a Hell in a Cell del mio match nel pay-per-view. Sapremo il risultato questa sera. Va bene. 6 man tag team. Oddio, e quindi? Mamma mia, ragazzi, che casino questo match. Comunque ho 500.000, 530.000 followers, quindi sono a più di metà di 1 milione. Stiamo andando a buon ritmo, ragazzi. Finora abbiamo vinto i match in maniera importante. Ho sofferto un po' con Chris Jericho in dove. Oddio. Ecco, questa settimana abbiamo detto un sondaggio. Ok. Ok, Shawn Michaels sarà a Hell in a Cell. Ok. Ammazza, povero William Regal. Ok. Bene, mi fa piacere. Mi fa molto molto piacere. Adesso prendiamo a giocare, dai. E insomma così, praticamente ho sofferto un po' con Chris Jericho, ho vinto tutti e due i match, però ho avuto due match con Jericho molto molto pesanti, ok. Ammazza, questo veramente sarà un match abbastanza lungo. Molto bene. So che dovrò tagliare un pochino perché sennò ci mettiamo 20 anni. Ci mettiamo 20 anni, cerchiamo di ammazzare questo e poi diamo il cambio. Attenzione il Comendone, bravo Comenda, boh, Comenda slam. Ok. E spammiamo un po' perché sto match secondo me sarà veramente non lungo di più. Allora c'è Goldust e Cody Rhodes con noi, Brad Watt, Luke Harper e Eric Newman, Roman contro. Questi match qua per me hanno poco senso, ragazzi, cioè. No, non devi andare a chiedere il cambio, brutto porco. Ok. No. Bravo Kuma. Salvato per miracolo. Vai, fagli lo Spinebuster. Spinebuster come indiana. Spinebuster come indiana. Vai. Vai Kume. Non mi ha neanche toccato sto stronzo. Pedigree come indiana. Pedigree. Pedigree. E ancora più pedigree. Vai Kume. Vai. Vai Cody. Merda, che sfiga. Vai Cody. Vai Cody, domina. Va, ha messo a fare il figo, no? Bravissimo Cody Rhodes, bravissimo. Entriamo anche noi per i coglioni. Bravo Kuma. E anche Kuma qua, bravissimo. Vai Kuma, incasati. Anzi. Ecco, sapevo io, ma porca puttana. Ecco, vincono per squalifica sti stronzi, va bene. Vabbè, posso dire una cosa, non me ne frega un cazzo. Non me ne fotte una minchia. Mediocre, ma va a cagare. Va bene. Speriamo ci sia il pay per view. Mi sono fatto squalificare, vaffanculo. Va. Pare che sia stato un match eterno, però mi dispiace perdere match così, cazzo. Un comendone nervoso prima del pay per view di Hell in a Cell. Ok, adesso mi incuriosisce questa opportunità. Ok, quindi qua l'NSL. No, adesso c'ho Tyson Kidd. Vabbè, ragazzi, ci vediamo direttamente per l'NSL. Pazzesco, ragazzi, sono all'NSL, ma Shawn Michaels mi ha dato buca perché ho fatto un match noioso contro Tyson Kidd. Cioè, non ho parole, ragazzi. Sono un pre-match praticamente prima dei match importanti. No, una 6-man Battle Royale over the rope. Cioè,
Non ho parole, vabbè, cerchiamo di fare il massimo, però Shawn Michaels mi ha deluso. Se avrò l'occasione di incontrare Shawn Michaels lo ammazzerò. Questo è poco ma sicuro. Sarà divertente sta 6-man Battle Royale comunque. Vai! Vai, Fioi. Bravo. Mamma mia, mi mancavano le Battle Royale così. A cercare di vincere però, eh. Vai, come doppia mossa qua con CM Punk. Anzi, non era CM Punk, però va bene. Secondo me, come cazzo si fa qua? Non l'ho mai fatto, porca puttana. Vai, speriamo bene. The best come in the world. Dai Kuma, bravissimo. Qualcuno forse sta per uscire, invece no. Cioè, devo capire come cazzo si fa, però Fioi. Sono impanicata. È importante fare bene in questa. La buttiamo. No, vaffanculo, lei Mysterio, coglione di merda. Per pienamente i comandi come indicato sullo schermo preliminare di Final Fantasy. Ok. Vai. 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 E ciao vecchio. Ciao Axel. E Axel se ne va. E Axel se ne va. Vai, vai, cazzo. Vai. 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 Vai come? Vai come? Ciao, ciao. Questo è l'allenamento per la Royal Rumble. Vai come? Vai come? Vai. Vai come, buttalo fuori. Buttalo fuori, cazzo, buttalo fuori. Buttalo fuori. Ciao, ciao Batista. Tommaso Muro, ragazzi. E Tommaso Muro si salva. A sto punto cerchiamo di buttare via CM Punk. Suplex come indiano. Tac. Tipico suplex come indiano. Devo stare attento però no. Oh merda. Eccola là. No in due. No. Porca puttana. Mamma mia quanto ho rischiato Fioi. Quanto ho rischiato in questo pay per view. Devo vincere cazzo. Devo vincere. Almeno mi prendo un bonus. Però vaffanculo, poteva esserci ancora. Triangolo. Merda. X. Rotondo. Grande come. Si soffre ragazzi, si soffre. I pay per view sono duri cazzo. Bravo, madonna, qua mi sono salvato veramente. Dai Tommaso Muro, fuori dai coglioni Tommaso. Vai come. Vai, buttalo fuori te. E ti frego io. Buttalo fuori, bravissimo. Ciao CM Punk. Dai CM Punk, buttiamolo fuori. Vai. Quadrato. X. Triangolo. X. Triangolo. Dai come. Quadrato. Sì cazzo. E portiamo a casa il pay per view. E godo. Cazzo se godo. Grande vittoria la 6-man Battle Royale. Grande commendone, risponde a Shawn Michaels, io non sono da pay per view, mangiami il cazzo Shawn, il come è un fenomeno. Adesso vediamo quanti bonus ho preso. Speriamo di aver preso un bel bonus anche da un punto di vista di followers, cazzo. Vediamo un po', ok. Siamo a 5.000, cioè 172.000, dai, non male, come, non male. Ok ragazzi, un saluto dal commendone veneziano, io spero vicini a avere la possibilità di vincere una cazzo di cintura a SmackDown, perché insomma abbiamo dimostrato di essere abbastanza forti. Ok, Battista sconfigge, ma come? Però ha fatto anche lui la 6-man Battle Royale, ecco, queste cose magari potevano farle un po' meglio. Va buon raga, un saluto dal commendone veneziano, il commenda secondo me è molto vicino alla conquista di una cintura. Ciao!